I sindaci e i componenti del cartello sociale della provincia di Agrigento hanno rivolto un accorato appello alle comunità del territorio agrigentino affinché vengano adottati comportamenti responsabili ed efficaci rispetto al contenimento del contagio da Covid-19. Nella lettera, che proviene da tante bocche ma che si trasmette attraverso un'unica voce, l'appello per sottolinearne l'importanza e la necessità di tutelare un bene prezioso come quello della salute, un appello che richiama il senso del dovere e del rispetto degli altri, perché con un comportamento virtuoso ognuno custodisce se stesso, nello stesso tempo il suo prossimo, manifestando vicinanza anche in un tempo che ci impone il distanziamento come misura proporzionale. La lettera, l'appello è stato fatto assieme ai sindaci, tutti i sindaci, 41 della nostra provincia, assieme al cartello sociale, quindi i sindacati CGIL, CISL e UIL e l'ufficio di pastorale sociale. Abbiamo lanciato un appello perché la situazione, potremmo dire, è drammatica, anche e soprattutto da noi in Sicilia, perché non abbiamo le strutture ospedaliere del nord, perché i contagi sono in aumento. Poi purtroppo anche molte città della nostra provincia, vedi Ravanusa che è diventata zona rossa, molte altre città hanno un aumento notevole, considerevole dei casi di contagio. E poi da semplice cittadino, oltre che da parroco della nostra città, mi sono accorto che tanti ragazzini, tanti giovani vanno in giro senza le mascherine, il che è ancora più grave e allarmante. Forse non si è compreso il grave pericolo che incombe sulla salute propria e degli altri, perché scegliere di non portare la mascherina è lecito, perché uno può decidere o meno di fare qualche cosa, ma in questo caso no, perché c'è il dovere di evitare di contagiare eventualmente gli altri, anche e soprattutto se si dovesse essere positivi asintomatici. Non si può dire, come fa qualcuno, mi perdonerete da ignorante, dicendo io non ho nessun tipo di effetto, non ho nessun tipo di visibilità della presenza della malattia, nessun sintomo, e quindi mi comporto come meglio voglio. La prima cosa da fare, delle tre che ci vengono sempre raccomandate, è quello di fare molta attenzione, di essere responsabili. Poi la distanza, sanificare gli ambienti, igienizzare le mani, portare la mascherina, anche e soprattutto quelle mascherine che proteggono noi e gli altri. Questa è una situazione molto delicata e purtroppo c'è chi parla già di terza ondata. Stamattina sentivo un virologo dire siamo nel pieno della seconda ondata, ma seconda o terza sta di fatto che ancora siamo lontani dall'aver afferrato il virus e affrontato in maniera seria, perché siamo a una percentuale bassissima di vaccini, sperando che naturalmente tutto si risolva anche e soprattutto con l'utilizzo dei vaccini. Il Papa ha dato l'esempio facendosi vaccinare, anche perché prima aveva detto è una situazione critica, molto rischiosa, e dobbiamo avere il senso di responsabilità per gli altri e per noi. Questo vale anche per le figure pubbliche che svolgono un ruolo importante a contatto con la gente, e a maggior ragione bisogna prestare il massimo dell'attenzione. Tu immagina, da semplice parroco io ogni domenica sono a contatto con quasi 1000 persone. Se avessi il Covid o fossi anche semplicemente positivo asintomatico e fossi una persona leggera, non indossassi la mascherina, darei mani a tutti con leggerezza, sarei davvero un undore.